La scivolata in una scarpata laterale della strada che sale a Pian de Sera nella zona del Monte Rusiana ad Auronzola è stata fatale e probabilmente la caduta è stata conseguenza degli smottamenti causati dal passaggio della tempesta Vaia. Ha perso la vita così una cercatrice di funghi trevigiana. 69 anni di Povegliano, Natalina Stefani, era partita stamattina alle 7:30 dall'agriturismo Pralongo annunciando il suo rientro alle 10:30. Verso mezzogiorno, non vedendola rientrare, il marito ha allertato i soccorsi, mobilitati i carabinieri forestali e uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza di Auronzo. Il corpo privo di vita della donna è stato ritrovato riverso nelle acque del torrente sottostante la strada di Pian de Sera. La salma è stata ricomposta e portata sulla strada dai soccorritori per poi essere accompagnata alla cella mortuaria di Auronzo. La notizia ha destato profonda commozione a Povegliano e a Camalò, dove la donna e il marito erano molto conosciuti per l'attività commerciale ambulante gestita fino a qualche tempo fa in paese. Alle 10 l'elicottero del SUEM ha recuperato un ciclista austriaco di 53 anni di Villach che, perso il controllo della sua bici lungo il sentiero 601, è finito in un dirupo nella zona del Viel del Pan, in comune di Livinallongo. Il volo di una cinquantina di metri gli è stato fatale. A chiamare i soccorsi i compagni di escursione della vittima, che una volta recuperata è stata trasportata alla camera mortuaria di Alba di Canazei. Dalla montagna alle porte di Belluno, dove stamattina in uno scontro frontale è rimasto gravemente ferito un giovane operaio di 20 anni di origine brasiliana ma residente nel Bellunese, che stava rientrando a casa dopo il turno di notte in fabbrica. L'incidente è accaduto alle 6:30 sulla 50 in località Andreane. Il ventenne è stato trasferito da Belluno all'ospedale di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sotto shock ma illeso l'autotrasportatore, che per evitare lo schianto ha frenato bruscamente, circostanza che ha generato il tamponamento del camion da parte di una vettura che lo precedeva. Il conducente di quest'ultima ha riportato la frattura del polso. Disagi al traffico, congestionato per diverse ore sia in destra che sinistra Piave. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada, che ha operato con i colleghi della Volante, i vigili del fuoco e il personale del SUEM.